Regolamentare le aperture domenicali riportando la competenza in capo alle regioni, anche sulla scia dell'esito del referendum autonomista del 22 ottobre scorso. Parte dal Veneto la lettera di impegno ai parlamentari. Anche perché voglio ricordare che in sede di conferenza Stato-Regioni tutte le regioni hanno aderito alla proposta veneta di contingentamento delle aperture domenicali e festive. Manderemo questa lettera, ovviamente chiederemo un riscontro immediato su questa lettera che noi manderemo. Scadenza di questo resoconto? Io a settembre raccolgo tutto e vi riconvocherò per darvi l'esito di questo impegno formale. Progetto appoggiato da tutti i componenti del cosiddetto tavolo etico, con l'ok del religioso, dei sindacati e così dell'Anci Veneto e dei rappresentanti del movimento Domenica No Grazie, con un'unica voce fuori dal coro, quella della grande distribuzione, il cui monito suona quasi come una minaccia, creando forte disaccordo tra i presenti. Le ripercussioni potrebbero essere pesanti per il servizio alla clientela, ma anche perché poi si ripercuote necessariamente sui livelli occupazionali, sulle riorganizzazioni aziendali e sulla ridefinizione. Sì signora, io non l'ho interrotta, abbia pazienza, lei ha detto delle cose che io non condivido assolutamente.